Le locali del General Filter Paese in maglia bianca scendono in campo con l'alzatrice Giulia Piva, l'opposto Anna Bison, il capitano Cristina Gallina e Jessica Belliero schiacciatrici, Giulia Durighel e Sara Bosello centrali, Serena Pestrin libero. Le trevigiane sono allenate da Alfonso Petrone e Alessandro Tacconelli. Le ospiti dell'Elpis Volley in completa divisa blu, guidate da Fabio Fontana e Samuele Mestriner, giocano con Giorgia Favarone alzatrice, Vanessa Casonato opposto, il capitano Anna Pozzobon e Anna Marcotti schiacciatrici, Anna Mori e Francesca Rizza centrali, Francesca Momentè libero. Buon avvio dell'Elpis, attento in difesa e preciso nei contrattacchi portati dai lati con Casonato e Pozzobon. Il paese è alquanto falloso in attacco anche perché Giulia Piva stenta a trovare il ritmo partita e la misura delle sue alzate lascia molto a desiderare, tanto da spingere coach Petrone a sostituirla con Anna La Fisca. Le ospiti conducono nella prima metà del set accumulando fino a 4 punti di vantaggio sul 12-8, ma le ragazze di casa possono contare sul potente braccio dell'esperta Cristina Gallina, che va a segno più volte in attacco e col servizio in salto. Le trevigiane completano la rimonta passando quindi in vantaggio sul 19-18 con la battuta vincente di Anna La Fisca. La difesa del paese, ben supportata dal libero Pestrin, arriva su tutti i palloni. In attacco si mettono in luce anche la banda Belliero e le centrali Durighel e Bosello. La fase finale della frazione è giocata sul punto a punto fino al mini break decisivo, che proietta sul 24-22 le locali, a segno col primo tempo di Sara Bosello e col contrattacco vincente di Jessica Belliero. L'invasione della giovane Francesca Rizza pone fine a uno scambio prolungato, consegnando il primo set al General Filter Paese. Le ospiti ripartono con buon piglio, portandosi subito in vantaggio sul 4-1 grazie al contrattacco vincente della Marcotti e a qualche errore di troppo del paese in fase di impostazione e in attacco. Coach Petrone fa rientrare l'alzatrice Giulia Piva per Anna La Fisca. La ricezione trevigiana peggiora visibilmente, penalizzando il rendimento della prima linea, mentre l'Elpis colpisce con le potenti schiacciate della Casonato, conducendo fin sul 9-7, quando una serie di macroscopici errori delle ragazze in blu favorisce il recupero del paese, che si perfeziona sul 9 pari col primo tempo vincente di Sara Bosello. Hai tirato completamente senza bonus sul primo tempo, per cui dobbiamo andarci dentro, giochiamone anche 2 o 3 di seguito, non è detto che devono essere uguali, uno lo apri dietro, uno lo apri davanti, va bene, però cerca di trovare un pochettino di fiducia su ste mani. Nuovo avvicendamento al palleggio per le trevigiane con Anna La Fisca al posto di Giulia Piva. Nell'Elpis entrano Linda Sgnaolin per la Casonato e la centrale Verena Finco al posto della Rizza. Le ragazze di casa riprendono a martellare con la valida Gallina. La Belliero è sempre efficace, la Bosello micidiale sul primo tempo. L'Elpis risponde con le conclusioni vincenti di Mori e Pozzobon, a segno anche a muro, restando in scia fino al 20 pari. Ma nella fase cruciale le ospiti sono tradite dagli attacchi errati della neoentrata Giulia Zangrando e della Finco, che danno al General Filter il secondo parziale vinto dalle trevigiane per 25-21. All'inizio del terzo set, coach Fontana inserisce la giovane alzatrice Eva Pravato, 16 anni da compiere, al posto della Favaron. Per l'Elpis le cose si complicano ulteriormente dato che la ricezione perde colpi. La Pravato, ancora fredda, commette una doppia in palleggio. La difesa subisce le conclusioni irresistibili di Gallina e Durighel che proiettano il paese sul 4-0. Le ospiti calano vistosamente in attacco, mentre le padrone di casa innestano il turbo e colpiscono col mani fuori della Belliero e col muro vincente della Bison sulla Marcotti, allungando sul 12-4, favorite peraltro da alcune decisioni della coppia arbitrale fortemente contestate dall'Elpis. Le atlete di Fabio Fontana provano a riaprire un match in gran parte compromesso, colpendo dai lati con Rizza e Marcotti, che riducono il gap sul 13-8. Ma Cristina Gallina mette giù una violenta sassata. Bisone e Durighel murano la spenta Pozzobon e le trevigiane ricostituiscono un rassicurante margine di 7 punti sul 19-12. Un contrattacco vincente della Marcotti, la splendida fast sulla parallela della Mori e un mani fuori della Zangrando riportano le ospiti a -4 sul 21-17. Ma un'invasione del muro veneziano e un attacco fuori della Mori tagliano le gambe all'Elpis e il General Filter chiude partita incontro sul 25-19 col muro vincente di Sara Bosello su Giulia Zangrando.
abbiamo rischiato il primo e il secondo set, andando un po' in crisi in qualche fondamentale. Il palleggio è stato un po' impreciso, però alla fine insomma con gli attacchi laterali e qualche primo tempo siamo riuscite a portare a casa i 3 punti e siamo soddisfatti. Eravamo 2 squadre che si giocavano una gara quasi da dentro e fuori. È stato importante comunque portare a casa il risultato pieno per la classifica, per il morale. D'altra parte sapevamo che tutte le gare per noi sarebbero state abbastanza complicate, anche questa che era una partita con una formazione bene o male del nostro livello, ecco, che è diventata in certi frangenti abbastanza difficile da affrontare, soprattutto da un punto di vista dell'approccio più che per delle difficoltà tecniche create dall'avversario. Purtroppo ci sono state troppe sviste dal punto di vista mentale, non penso che dal punto di vista fisico siamo poi così male. Per quanto riguarda il campionato speriamo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo preposte, cioè la salvezza per quest'anno, e tutte siamo convinte e lo raggiungeremo. La partita di questa sera era molto importante, i 3 punti ci servivano come classifica e prossima settimana abbiamo un'altra sfida molto importante e speriamo di farcela. Credo che sostanzialmente loro hanno difeso un po' di più rispetto a noi e nei contrattacchi quelli importanti diciamo che hanno messo giù la palla perentoriamente e questo ci ha un po' irrigidito. Credo che abbiamo ancora delle possibilità per quanto riguarda la nostra gestione della palla, soprattutto nella fase difensiva e contrattacco, e vedremo nelle prossime partite che sono sicuramente molto dure, ma una cosa è certa, non molleremo nessuno la possibilità di vedere un Elpis sempre arrabbiato e cattivo in campo.